La provincia veneta più in difficoltà è Rovigo, seguita da Belluno. La classifica del Sole 24 Ore fa il punto su come, per colpa della crisi, in 7 anni è cambiato il panorama nazionale e locale. Belluno soffre. Come soffre tutta l'Italia, come soffre gran parte dell'Europa. Probabilmente il nord-est soffre meno di altre regioni. È chiaro che la sofferenza si legge tutti i giorni sui giornali. Ed è il giornale di Confindustria che presenta la mappa dell'Italia della crisi. La provincia di Belluno è a metà classifica, a pesare la disoccupazione e il calo dei consumi. Sono dati reali, questa è la verità, frutto di una crisi che ormai non ha più termini di crisi, ma io continuo a dire di nuovi sistemi economici, di un nuovo sistema economico verso il quale probabilmente non siamo ancora riusciti a darci delle forme di innovazione. Un territorio debole di fronte alle sfide dell'economia mondiale. Quanto alla peggior performance del bellunese è nel calo degli acquisti dei beni durevoli, dai mobili agli elettrodomestici, ma non è così negativo. La tendenza del bellunese è sempre stata quella di essere una formica, così si suol dire, no? Cercare di fare molto risparmio, prova ne sia che per alcuni istituti di credito i dati che si possono desumere dai bilanci anche locali è che raccolgono molto di più di quello che poi investono direttamente in questo territorio. Attenzione comunque alle classifiche. Su queste statistiche io ho sempre una qualche, non dico diffidenza, ma vorrei esaminarle a fondo. Noi per esempio siamo una provincia che esporta molto grazie agli occhiali, ma gli occhiali sono un volano che mette in moto anche i consumi per il commercio, per il turismo. Perciò vorrei decodificare quelli che sono questi messaggi che vengono poi raccolti,